Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Nostalgia dei Migranti. Bentrovati. La prima notizia di oggi riguarda la mediazione culturale. Maria ha incontrato Gianni e Mamadou. Ascoltiamoli. Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo qui con due persone e trattiamo un argomento molto importante nel settore dell'immigrazione. Parliamo della mediazione. Come ho detto abbiamo due persone, Gianni che si occupa di mediazione e Mamadou che è mediatore. Gianni, potresti raccontare un po' cosa significa occuparsi della mediazione dal tuo punto di vista? Buongiorno a tutti. Come già detto sono Gianni Licheri e mi occupo, sono il referente di una cooperativa che fa servizi di integrazione e mediazione culturale. Insieme ad altri come la Carovana, NUR, Pantarei e ovviamente la Regione Sardegna stiamo gestendo diversi progetti che hanno l'obiettivo di consentire, di facilitare l'integrazione delle persone straniere all'interno delle nostre società. La mediazione è sicuramente lo strumento principe che consente l'avvicinamento delle culture diverse in tutte le sfaccettature, dai sentimenti alla vita lavorativa, alla vita relazionale, la condivisione delle realtà in cui i cittadini oggi si trovano comunemente a vivere. Grazie Gianni. Mamadou, tu sei mediatore, puoi raccontarci un po' del tuo lavoro, dove svolgi la mediazione e perché hai scelto questo settore di mediazione? Sì, io sono Mamadou Mbeng, sono mediatore culturale della cooperativa La Carovana che partecipa insieme agli altri soggetti in questo progetto. Il mio ruolo di mediatore è quello di, diciamo, in questo progetto diciamo che il ruolo del mediatore è un po' trasversale perché sia per quanto riguarda i servizi alla famiglia oppure nell'ambito scolastico il mediatore ha un ruolo fondamentale perché permette di, diciamo, di avvicinare, no? Due parti e facilitare, diciamo, l'interscambio sia nella scuola che nei servizi per la famiglia oppure nei servizi di orientamento. Il mediatore ha il ruolo quello di comprendere, di capire i vari soggetti e individuare un campo dove possono ritrovarsi, no? Grazie. Oggi come oggi sentiamo sempre la mancanza o importanza della mediazione interculturale in tutti i settori. Dal tuo punto di vista, Gianni, qual è l'importanza della mediazione? Oggi nella realtà in cui viviamo è strategica e fondamentale la presenza della mediazione in tutti i settori, proprio perché ormai anche le nostre piccole realtà qui in Sardegna sono diventate realtà multietniche, per cui avere un supporto con servizi di mediazione garantisce l'interscambio, la relazione nel miglior modo possibile, cercando di evitare incompressioni, evitare situazioni che spesso potrebbero essere generate dal non conoscere le culture diverse. E dal tuo punto di vista qual è l'importanza della mediazione? Anche io direi che la mediazione culturale è sempre più importante perché anche il panorama, diciamo, dell'immigrazione è cambiato, no? Io sono arrivato 25 anni fa e negli ultimi anni si è visto anche come sono cambiate le migrazioni. Quindi noi prima avevamo un certo tipo di migrazione, c'erano persone che arrivavano da aree diverse, no? E oggi abbiamo ragazzi molto giovani che arrivano da altre aree geografiche, no? E quindi
il ruolo dei mediatori è quello di sempre aggiornarsi e capire anche i nuovi fenomeni, come tutta la società le deve capire, e quindi il nostro ruolo è quello di facilitare questa conoscenza, quindi far sì che i ragazzi che adesso stanno arrivando, possano capire in che contesto sono arrivati e poter avere anche degli strumenti per potersi inserire, nello stesso tempo permettere agli autoctoni, okay, di poter capire chi hanno di fronte, perché l'ignoranza genera fraintendimenti. Grazie a voi tutti e due e grazie a voi, alla prossima, arrivederci. Momo in questa puntata ha incontrato Henrietta, una vera e propria cittadina del mondo. Ascoltiamo la sua storia. Buongiorno a tutti, sono Mohamed Sangare e con noi abbiamo Henrietta. Ci puoi raccontare la tua storia? Buonasera a tutti, mi chiamo Henrietta Smutny, io vivo in Italia dal 96 e vi racconto un pochino dalla mia vita. Io sono canadese, sono immigrata con i miei genitori all'età di 3 mesi in Canada, sono cresciuta lì e per il lavoro del mio padre ci siamo poi trasferiti sempre in tutto il mondo e per questo motivo parlo anche 4 lingue e ci siamo poi anche trasferiti in Germania, ho vissuto in Germania, ho fatto gli studi e ho fatto anche una mia carriera lavorativa lì e poi ho incontrato mio marito che è un sardo, che mi sono trasferita in Italia nel 96 e mi sono sposata. Ho vissuto 11 anni a Trieste e ho lavorato anche a Trieste come dirigente per un import-export e poi ho avuto un figlio e oggi ha 17 anni. Ci siamo trasferiti nel 2005 qui in Sardegna per motivi familiari. Era quell'anno vivo qui in Sardegna, vicino Cagliari, a Sinai. Ma come ti trovi? Mi trovo molto bene, mi sono integrata molto bene e ho fatto tante amicizie, conoscenze e sono anche mediatrice linguistica culturale. Sto rappresentando un progetto interculturale in traduzioni, centri di accoglienza e sto preparando progetti per le scuole materne, elementari, medie, anche per il penitenziario. È tutto in base interculturale. Cosa pensi dell'immigrazione in Italia attualmente? Ognuno ha il suo diritto di farsi la vita dove vuole e dove desidera e avere l'opportunità di andare avanti. Io lavoro con i centri di accoglienza, lavoro molto con gli immigrati, io vedo e sento tante storie della vita e naturalmente è come nella vita dell'italiano che ci sono i bravi, meno bravi e i cattivi, ok? Ma ognuno dovrebbe avere l'opportunità di andare avanti e cercare di trovare un lavoro e farsi una nuova vita anche in un altro paese, non solo in Italia. Ti ringraziamo di essere con noi e ci vediamo presto. Arrivederci. Nois dal mondo ci porta in Ucraina, dove ci sono delle novità sul tema sicurezza interna. Qualche settimana fa a Kyiv, in Ucraina, c'era un summit che riguardava la realizzazione di una piattaforma dedicata alla ricerca delle idee per risoluzione del conflitto militare in Ucraina e la crisi umanitaria nelle zone del conflitto del paese.
Gli organizzatori hanno coinvolto i deputati dell'Europarlamento, i deputati del Parlamento ucraino, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, i rappresentanti delle organizzazioni femminili del paese. Si è deciso di utilizzare tutte le risorse utili, compresi gli accordi di Minsk, coinvolgendo le organizzazioni femminili del paese per cessare il conflitto. Per conosciamo una comunità. Kirab ci porta in Algeria insieme a Badra. Salve, oggi siamo con Badra e stiamo lavorando con noi il programma TG Migrante, che vorrebbe farsi delle domande sulla tua cultura. Come stai, Badra? Per adesso benissimo, grazie. Vorremmo almeno che ci facessi, perché qui abbiamo degli oggetti, ce li puoi presentare, ci dici qualcosa su questo? Questa è una cosa principale, il tè non ci deve mancare mai, anche se siamo in Sardegna. Il tè, il pane arabo, dolci arabi, il couscous che non ci deve mancare mai, perché il couscous ogni domenica, ogni venerdì noi dobbiamo fare il couscous, sia che sia, anche se siamo al lavoro, entriamo la sera, ci prepariamo e mangiamo un bel piatto di couscous. È la usanza, perché noi anche in Algeria o in Marocco o in Tunisia il couscous non viene mai abbandonato al tavolo. Ma quando si fa questo rito del tè? Il tè, quando viene qualcuno a trovarti, per esempio c'è la festa, c'è l'Eid, c'è la festa, sei unita in famiglia, la sera torni che hai bisogno anche di una tazza di tè, un bicchierino di tè, non lo puoi preparare con le tè di bustina, perché sei obbligata a fare qualcosa che ti manca del tuo paese, perché ti manca un odore come l'odore della menta, no? Per esempio io metto la menta che viene dall'Africa e la menta della sarda, non sono uguali, non hanno lo stesso odore, hanno un odore diverso, io l'ho provati. Invece se io metto il tè della mia terra, sento proprio che sono a casa, sembra che sono a casa mia. So che le donne in Algeria sono molto eleganti, come vi vestite generalmente? Ci mostri un po' dei tuoi vestiti? Io qua c'ho un vestito questo è un vestito di Kabyle. Kabyle è un paese che usa molto colore, è sempre un paese algerino, però usa molto colore in confronto a quello del mio paese, perché siamo molto chilometri tra questo, lo vedi che c'ha molto colore, significa molta pace, amano colori tipo l'India. Se noi lo facciamo vedere, questo vestito sembra un vestito indiano. Ma non è un vestito indiano, è un vestito Kabyle, è un vestito anche nelle feste, nell'occasione, nelle feste, andare a visitare una persona che da molto che non la vedi, il giorno dell'Eid amiamo molto essere tutto elegante, tutto che uno va a visitare l'altro, uno va a trovare l'altro, deve andare sempre elegante. Badra, grazie di averci dato questa opportunità di conoscere la cultura algerina. Questo è molto importante, perché sappiamo che ci deve essere davvero la possibilità di unire le culture, che ci sia una reciprocità. Quindi grazie per noi, TG Migrante, alla prossima. Vuoi fare un saluto nella tua lingua? Salam al Jamir. Salam al Jamir, Jam ak Jam. Per la rubrica Servizi alla persona, Dasha ha incontrato Clara, psicologa e presidente dell'associazione AIDOS, che dà assistenza alle donne straniere. Sentiamo cosa hanno da raccontare. Buongiorno Clara, grazie di esserci con noi oggi. Volevo chiedere, l'associazione AIDOS Sardegna che cosa è e di che cosa si occupa?
Aidos Sardegna è un'associazione che ha un'appartenenza nazionale, una sede a Roma, e noi invece siamo la sede appunto sarda, e si occupa, è nata a Cagliari nel 1998, quindi 20 anni fa, e si occupa appunto di sostenere le donne straniere che sono arrivate nella nostra città e nell'Interland. Quindi in questi 20 anni c'è stato un percorso molto lungo di accompagnamento a queste donne, e soprattutto un accompagnamento finalizzato a fare in modo che le loro capacità venissero potenziate. Erano donne ovviamente in situazioni di particolare disagio, perché magari senza il sostegno dei familiari, spesso sole, o spesso in situazioni particolari, ad esempio affrontavano una gravidanza, ecco, sono state aiutate in tanti ambiti, ad esempio per il riconoscimento del loro titolo di studio, che è un tema piuttosto pesante, piuttosto complesso per loro, e anche per muoversi nella nostra città utilizzando i servizi sanitari, ad esempio. È stato fatto con loro un percorso di formazione finalizzato proprio a creare delle figure che erano di grande utilità nella nostra città, e lo sono tuttora, quello di mediatrici linguistico-culturali nell'area materno-infantile. Quindi attraverso la nostra associazione sono state proprio preparate con gli operatori appunto della ASL a diventare particolarmente formate su quest'area, in modo tale che potessero offrire un sostegno alle donne che arrivavano e che affrontavano appunto la maternità nella nostra città. Quante sono le donne aiutate dall'associazione? La nostra associazione ha attualmente un gruppo di 30 donne, sono rappresentate 25 nazionalità diverse. È un gruppo un po' in movimento, perché molte di loro ad esempio sono partite, alcune a Londra, alcune sono ritornate ai loro paesi, però ne sono arrivate altre, sempre attraverso lo stesso canale, cioè loro ci portavano le loro amiche, le loro conoscenti, i loro parenti che arrivavano per ricongiungersi. Abbiamo un canale d'entrata molto importante per questo gruppo, che è il consultorio familiare della ASL, che permette alle nuove donne che arrivano di arrivare anche alla nostra associazione. Quali sono le esigenze delle donne che arrivano adesso? Beh, le esigenze sono legate alla loro fase di vita, ai problemi che loro affrontano, dal passaggio, dal processo migratorio, no? Quindi è tutto ciò che ruota attorno a questa difficoltà, a questo inserimento in un contesto nuovo, eccetera. Secondo tema che abbiamo affrontato è stato quello della maternità in terra straniera, e l'ultimo argomento che tuttora stiamo portando avanti in tutta la Sardegna è il fenomeno, il problema legato alla doppia cultura, soprattutto nelle seconde generazioni. Ecco, non sono delle tematiche fisse, si sono spostati a seconda appunto del bisogno che loro esprimevano. E questo è appunto indicativo di un processo in continua evoluzione e anche della ricchezza di questo gruppo. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Per oggi è tutto, continuate a seguirci su Facebook e sul nostro sito www.nois.world. Buone feste e ci vediamo presto. Arrivederci.